Sono solo oggi, alle mie spalle non c'è nessuno. Non ve lo potete mai immaginare il perché. Giustamente voi penserete si sono stancati e ti hanno mollato. Io non mollo, a me non mi molla. Sotto a Key Talk oggi vi riserva una grandissima novità, una grande sorpresa. Era una cosa che volevo fare da tempo, perché era un regalo che volevo fare a voi, che volevo fare a me stesso, ma che volevo fare a loro, perché finalmente oggi loro, Giovanni e Barbara, possono parlare, oggi devono parlare. Quindi ragazzi, ben seduti nella sedia scomoda dell'ospite, puoi parlare, puoi salutare. Possiamo parlare. Finalmente. Potete parlare. Finalmente. Devo dire che fa un effetto strano oggi essere seduti qui e non essere... E non lì in silenzio. Perché tutte le volte, diciamolo, gli ospiti dicono alla fine del primo blocco: ma come fate? Ma complimenti, ma siete di cera, ma non vi muovete, ma è una cosa fantastica. Adesso voi sapete invece cosa significa stare da quella parte. Molto più bello. Cosa si prova? È più rilassante, diciamo. Sì, fino a un certo punto. Fino a un certo Fino a punto, un certo certo. punto. Fino A quando lo livello scopriremo. fisico più rilassante, Sì. a livello psicologico non lo vediamo so. ora. Non lo so, vabbè, ma comunque voi siete di casa, no? Il programma, lo conoscete il programma? Siamo pronti, abbiamo studiato. Ora io non so se dire al pubblico effettivamente, ma lo dobbiamo dire perché la curiosità di conoscere Giovanni e Barbara chiaramente è tanta, capire questi due ragazzi chi sono, cosa fanno, perché sono qua, da dove li abbiamo pescati, da dove li abbiamo tirati fuori, che cosa sono realmente loro nella vita. Intanto sappiamo che parliamo, quindi già Intanto questo... sapete che parlano, questo Parliamo, lo sapevamo abbiamo- già per chi segue il programma. Allora, Giovanni, Barbara, voi insomma vi siete conosciuti, vi conoscete da quanti anni? 3. Dal 5 febbraio 2021. Vedi, tu sei generico. 3. Lei ti dà giorno e anno. Lei è donna. Ti saprebbe dire anche l'ora. L'orario. Ti saprebbe dire anche Che l'ora. tempo c'era che e tempo come eravamo c'era, vestiti. Come eravate vestiti e dove vi siete conosciuti? Dimmene solo una di tutte queste qua che ho detto io. Dove vi Per siete... andare a cavallo. C'era bel tempo. Aspetta. Ed erano circa le 11 del mattino. Perfetto, hai capito? Sì, già. Hai capito? Già ne hai detto i 3. Cosa Tu non stare? ti ricordi una emerita Niente. mazza? Manco il cavallo. Manco il cavallo, ti Quindi- ricordi? Cioè, sei vergognoso. E ci stiamo chiedendo come mai ancora Barbara è appresso a te dopo 3 anni. A, B o C? Questo insomma è il pubblico che se le Ce deve ne fare queste fossero, domande. penso fino a Z. Ce ne fossero fino a Z. Ma comunque, poi alla fine c'è qualcosa che vince su tutto, no? Certo. Si dice. Allora, una sola bugia, ragazzi. Una sola. Io leggo negli occhi di Barbara che insomma bugie ce ne saranno abbastanza. Per voi ho riservato un trattamento diverso, quindi ora facciamo delle domande, le domande le conoscete. Sì. E risposta ta 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 ta. Cioè facciamo anche perché poi cambierà la sfida. Non vi sfiderete con me. Tra noi due. Vi sfiderete voi. Io perché pensavo già a un ma due, ci due arriveremo. che sono una coppia nel lavoro e nella vita devono giocarsi la bugia. Cioè io voglio vedere Barbara vincere in un qualche gioco per dirti ora quale bugia, e la devi dire. Certo. E devi essere, Se c'è. e devi essere onesto. E Lui devi sa che, essere- che deve perdere, sennò poi a casa c'è la vendetta. Avete capito? E ragazzi, guardate, lavorare insieme e poi ritirarsi a casa e dibattere anche su quello che è successo al lavoro, guarda, no? Cioè cosa vi raccontate quando vi ritirate a casa, che fate tutte insieme? Cosa? Che tu dici, sai oggi cosa mi è successo? Ero con te. Lo so benissimo cosa ti è successo. Però lei da brava donna, Sì. a prescindere me lo racconta, Ti anche sto se io di- ero presente. Ti sto dicendo che se tu sei presente lo sai, hai capito? Allora, domande, la sapete? Qual è la prima domanda che faccio sempre? Te lo ricordi? Certo. Quale? Vediamo se lui se la ricorda. Qual è? Certo che me lo ricordo, la cosa di cui ti sei vergognato di più. Allora, chiediglielo. La cosa di cui ti sei vergognato di più. Però non puoi Barbara. ripetere di... lo Non sai. puoi dire Ah. di Dai. niente, di tutto. Allora, non so se è quella di cui mi sono vergognata di più, però è quella che adesso mi viene in mente. Ero a Etnaland. Tu, penso, Edoardo, sei stato a Etnaland. Non mi no? fare così Sempre così catanissimo. impedito nella mia vita.
Ci sono stato a Etnaland una volta. Perfetto, perfetto. Io faccio il kamikaze. Esco da lì fiera di aver fatto per la prima volta in vita mia il kamikaze e vedo un gruppetto di signori abbastanza grandi, avanti con l'età, che mi seguivano con gli occhi. Io ho pensato, guarda questi qua, insomma, che maniaci. E invece è perché io avevo perso il costume. Quale? Sopra o sotto? Sopra. Però il problema qual è? Che non me ne sono accorta subito. E quindi tu pagavi per Etnaland, bella tranquilla, e si chiedeva anche perché i signori la guardassero. Esatto, hai capito? Con le grazie al vento. Con le grazie al vento. Allora, io voglio sapere solo una cosa: quando ti sei accorta di non avere il costume, cosa hai fatto distinto? Istinto, mi sono coperta e poi sono andata a recuperarlo perché Per me ha sbagliato, per me doveva Come? sempre con quella nonchalance Andarlo a camminare, recuperare. andare Sì, tranquilla a sì. recuperare. Scusate, mi è caduto il costume, lo prendevi, te lo mettevi e te ne andavi Non è successo e poi nulla. ti giravi e avresti detto loro: non ne avete viste mai? Tac, e te ne sei. hai ragione, avrei dovuto far così, però sai, in quel momento Vabbè, presa t'ho da... riscattata io. La domanda fagliela a lui. Di cosa ti sei vergognato di più nella vita? Non mi dire di quando lei ha perso il costume No, e tu no, eri là perché che non c'ero, guardavi. non c'ero. Sono veramente tante le cose di cui mi sono vergognato, Una, però dai. una che mi viene in mente, ero piccolino. Io sono sempre stato un romantico amante dell'amore. C'era sta mia vicina di casa che mi piaceva, avevo 6 anni, 7 anni. Allora, tramite mia cugina, perché mi vergognavo io ad avere l'approccio, le faccio avere a questa ragazzina di bambina di 5 anni, le faccio avere una lettera d'amore scritta da me. Un'audiocassetta, perché ad esempio c'erano le audiocassette con una canzone d'amore degli 883. Una canzone d'amore Perfetto. E un solo peluche. per te. E un peluche. Mia cugina torna dopo mezz'ora, io quindi aspettavo questa risposta da questa ragazzina e gli faccio a mia cugina: quindi com'è andata? Allora Giovanni, è andata a finire che la lettera l'ha strappata, Bene. l'audio-cassetta l'ha rotta a metà, Sì. il peluche lo stava buttando, io l'ho fermata, gli ho detto tienitelo come se fosse un regalo di compleanno, visto che a breve farai il compleanno. E per giorni non sono riuscito a guardarla in faccia, sta ragazza mi ha un po' traumatizzato, ti dico la verità, che poi negli anni ho avuto difficoltà ad Ci approcciarmi pensaste con... 2 volte prima di regalare una musicassetta? non ne regalo più, proprio cosa vorresti regalare? direttamente. La canzone d'amore? No, meglio di no. Meglio di no. Sì, quindi mi sono abbastanza vergognato poi. Allora, guarda, probabilmente, insomma, gli 883 e non le piacevano, No, probabilmente. probabilmente. Le lettere e le odiava, oppure non sapeva leggere, insomma, Giovanni, prima bisogna informarsi. Sì. Andiamo alla seconda domanda, te la ricordate? Qual è? Dai, fagliela. Di cosa sei orgoglioso? Allora, Non mi deludere, Non mi deludere. No, perché comunque ascoltando in queste puntate i vari ospiti che abbiamo avuto, io devo dire, ci ho pensato a queste domande, è inutile dirti il contrario, io sono tantissimo orgoglioso di mia sorella. Perché? Perché di mia sorella? E che saluto, ciao Carola, un bacione. Carola. Perché di mia sorella? Perché lei è più piccola di me e quando eravamo bambini io ho sempre avuto comunque un carisma, ho sempre avuto una simpatia e quindi sono sempre stato circondato da amici, conoscenti. Lei invece ha sempre avuto un carattere un po' più duro e quindi la vedevo che proprio aveva difficoltà ad avere rapporti d'amicizia, anche in famiglia sempre discussioni, era quella, le possiamo dire qualche brutta parola, era quella rompipalle non è una brutta parola, rompipalle, dai, non è una si può brutta parola. usare. E io avevo paura che crescendo mia sorella aveva difficoltà poi a inserirsi nella società che è davvero difficile. Caspita. E invece ti dirò che si è inserita meglio di me, cioè sono veramente orgoglioso di mia sorella, sì. dei rapporti d'amicizia che si è creata, del futuro che sta facendo. Quindi questo. Sei orgoglioso di... Sì, di mia sorella. Di tua sorella che fondamentalmente si fa gli affaricelli suoi. Pure, ora poi vive fuori. Vive quindi fuora, tranquilla, serena, meno Meno sono rotture di dentro palle le in casa. Bravo. La Dai, cosa Giovanni. di cui sei più orgogliosa? Non sei tu, non ti fai quella faccia che non sei Non sono tu. io. E lui la guardava, la cosa di cui sei Dai, più rispondi, orgoglioso sono sono io, io. vero? No, mia madre, perché mi reputo veramente fortunata ad avere la mamma che ho, che mi ha cresciuto con dei valori e perché lei è veramente una donna resiliente che nella vita ne ha difficoltà veramente aiosa, ma mi ha insegnato la forza che può avere una donna
anche senza bisogno di un uomo accanto, no? Di tirare avanti, di mandare avanti una famiglia, di superare problemi di qualsiasi tipo. Lei è forte e nonostante i problemi, ecco, è come se si facesse forza per noi figli, ed è un grande E insegnamento. poi posso dire una cosa, tua madre, io che la conosco, sua sorella si può dire, perché chi conosce la mamma, io ho avuto il piacere di conoscere la mamma di Barbara e devo dire sembrano due sorelle, ma questo è un complimento per mamma, non è una cosa a tuo sfavore, questo lo dico perché è una cosa che a me fa tantissimo piacere. guarda, vederle insieme, tu le vedi, guarda quelle due amiche che stanno camminando insieme, che poi se non ve ne andate a Etnaland insieme a fare kamikaze, No. perché si Evitate. ferma a Etnaland, io ve lo dico anche solo se non perdete il costume. L'ultima Domanda. L'ultima Se- domanda. Se potessi tornare indietro, cosa faresti o cosa non rifaresti? Tic tac. No, non c'è tic tac, che ci sono ziguli, quindi devi Ziguli. andare. Rifarei che rinuncerei al cosiddetto posto fisso, come diceva Checco Zalone, per inseguire il mio sogno da attrice. Perché io dico sempre che questo è un lavoro che bisogna amare e bisogna amarlo davvero. Perché? Perché, come ben sappiamo, non ti regala certezze, però ti chiede tanto, ti chiede tenacia, ti chiede passione e ti chiede a volte anche di rialzarti anche quando non ne hai le forze, ma devi farlo. E quindi rifarei tutto questo per l'amore che ho. Che cosa le devo dire? Che cosa le Cosa possiamo le dire? posso Niente. dire? Io che vorrei aprire una scuola di dissuasione a questo mestiere, poi sento lei, io ci sono in giro 3000 laboratori teatrali, io aprirei il laboratorio per convincere i ragazzi a non fare questo lavoro, che poi però è impossibile perché è il lavoro più bello del mondo, quello che facciamo noi, perché stiamo a contatto con la gente, ci fa stare bene, è quello che ci gratifica. E quindi che cosa le posso dire? No, più. Inseguilo ancora questo, non mollare mai, specie se prendi uno come me che poi ti mette là, ti fa parlare, insomma questo, e poi questo fa anche, Certo. questo fa tanto, questo significa che tu vedi oltre e mai fermarsi a quello che ti si propone alla... Io devo dire una cosa. Voi non avete idea di quanto sia difficile stare lì alzati e non parlare, lo a un certo punto non ridere, Pruriti. non parlare, pruriti, non Mamma potersi mia. grattare, ogni tanto io che barcollo. Vabbè, Battute vuole degli poco, ospiti non puoi energia. ridere. battute io sono non puoi come dire, puoi interagire, non è facile, lo non è capisco, lo facile, capisco. non è Ogni tanto ci provano a farci ridere, però noi non. Prima o poi lo farò, starò io là. La domanda sei Cosa rifaresti o cosa non rifaresti? Dimmi un po', dici. Allora, dici. la butto più sul simpatico. Se potessi tornare indietro, allora io sono sempre stato in carne, di forma rotonda, lo sono sempre stato. Sì? Sì, però nella mia vita ho avuto un 4-5 momenti in cui sono riuscito veramente a perdere parecchio peso. Quindi se potessi tornare indietro, cercherei di mantenere quel peso forma e non tornerei. Senti, ma con te la questo. posso dire una cosa? Cioè, te lo posso dare un consiglio, anziché ammoccare di una pizza alla settimana, scusami, che due pizze, cioè una volta Come che due? esci la pizza, cioè quella la pizza normale e poi la pizza alla Nutella, non da mangiare, la pizza No, una ma la volta pizza al alla mese. Nutella non la mangio, la quarta, Sì, la mangia lei. guardi, va, dai, Mangia ci lei, è posso- lei ma quella non della ci pizza alla credo, ma Nutella. nemmeno se vengo con voi a mangiare, non ci credo. Tu chi è causa dei suoi mali, pianga se ognuno, Capito? Stai ognuno di sentendo noi che è dice, no? l'artefice del proprio destino. Stai quindi, sentendo? quindi sei tu che ti programmi andate a mangiare la pizza una volta alla Non te le settimana. devi mangiare, pizza. Rinuncia, Basta. no, lei lo può fare. Ah, io no, lei lo ok, può fare. io. Sei tu che non Sono lo puoi io, fare. va bene. Sei tu. Allora, facciamo una cosa, le domande del rompighiaccio Le sono abbiamo andate, sono state perfette. Noi adesso vediamo qual è questa novità del Vox Populi. Eccoci qui nei camerini del teatro Musco, dove vedremo anche Gatta Cicova, che è un bellissimo spettacolo, ma siamo venuti qui per raccogliere alcune opinioni dietro le quinte su Edoardo Vediamo Said. un po' cosa ne pensano i colleghi di Edoardo. Ci chiamano. Arriviamo! Cominciamo da qua. Si può? Permesso. Eccoci qui, permesso, con le attrici Verdiana Barbagallo e Ramona Polizzi. Edoardo Said commenta. Allora, io lo conosco da pochissimo, però l'ho trovato un capocomico generoso, aggregante, stimolante. Comunque
piacevole. A volte però dobbiamo dirlo. Magari ma mettere il raro, beep. ma proprio raro. Il precedente è legato allo spettacolo con Edoardo, no? Però non è quello che voglio dire su di lui. Prima le cose belle e poi le cose brutte come ha fatto Ramona. È stata una piacevole sorpresa come capocomico nonostante ci abbia già lavorato da parecchio tempo. E ultimamente proprio per questo Gattacicova ci ha diretto molto bene anche in occasioni un po' difficili. Sono mancate alcune luci e lui ci dirigeva dentro la scena, ci aiutava, nonostante non uscisse dal personaggio, però ci aiutava a muoverci e dal punto di vista umano abbiamo trovato anche un grande amico che di solito non si accompagna sempre la figura del capocomico a quella dell'amico. Vero. Entrambe le cose le incarna, le sposa molto bene. E Edoardo, ovviamente ho parlato così bene di te, sai quello che devi fare. Però, scusami Edoardo, ma io lo devo chiedere. Qualcosa di cattivo devi pur dirla adesso. Arrivano suggerimenti. Sì, niente, vabbè. Quando sente puzza di fumo, incontenibile. Quando sente cellulari in platea, incontenibile. Sì, alle volte parte. Con Gianluca Barbagallo. Gianluca, grandissimo amico di Edoardo. Volevamo sapere qualcosa su Edoardo, tranquillo, sfogati. Ma di positivo o di negativo? Sfogati. Gianluca, sfogati. Sì. Io e Edoardo abbiamo giocato a pallone, siamo stati un'ottima coppia centrale della nazionale siciliana di attori. Sfogati. Abbiamo preso un gol per una linea difensiva che non è partita giusta, che lui è rimasto dietro. Edoardo, mi fai picchiare il gol, quella cosa io non te l'ho detta da anni, ma cioè spesso una partita scasso no, però sai a volte ci hai fatto perdere la partita. però l'intesa era giusta, ci capivamo con gli occhi. Il problema è che uno io lei un po' È un bravo collega. adesso scherzi a parte, Edoardo è un fratello per me. Abbiamo fatto tante cose belle e abbiamo fatto un percorso di vita quasi parallelo perché l'età insomma un po' più grande, però abbiamo avuto delle vite quasi simili. Io non ci credo, Giuro, solo poi lui mi ha superato perché lui ha fatto famiglia e figli, io ancora sognerei. Troppi complimenti per Edoardo, ma troverò qualcuno che non farà tutti questi complimenti, lo troverò. Allora, Adriano, dici qualcosa su Edoardo Saitta. Va bene così. Come avete visto, novità non ce n'è perché il Vox Populi l'avete fatto sempre voi, ma questo mi sembrava ovvio, come facevo io, la gente come fa senza di voi in giro? No, adesso la gente, io ho parlato sono stato scorretto, politicamente scorretto, ho detto che c'era la novità non c'è, avete visto? Ci hai messo un po' in difficoltà anche a noi. E dico, ci avevi messo anche un po' in difficoltà a noi con la novità. Certo, no, stato vabbè, bravo. comunque quella si può dire che è una novità. Sì. Allora, una cosa vi volevo dire, siamo arrivati al punto delle domande, io mi sono servito di Giovanni per fare la domanda a Barbara, mi sono servito di Barbara per fare la domanda a Giovanni. Ma non hanno mai detto Barba Giovanni, io ve l'ho detto Barba Giovanni. Barbagianni. No, mai. Con Sei la il primo. partecipazione di Barbagianni. No, sei Potrebbe il essere un primo. nome d'arte per questo duo che potrebbe nascere domani, questo duo che ne so. Perché no? Qualora voi vorreste presentare un Non testo. suona male. No, assolutamente no. Meglio di Gio Barbara. Ma meglio di Gio Barbara, chiaramente. Allora, facciamo una cosa. Facciamo iniziare lei, cioè nel senso la domanda, faccio la domanda che ha pensato lei per te, quindi vuoi essere il primo a rispondere? Facciamo rispondere prima le Barbara. donne, sempre Prima rispondono le donne. Certo, te ne vuoi temporeggiare. Allora, Barbara, il tuo cognome, Che è? lo so, è Gutkowski. Ok. Lo dico per imparare sto cognome agli inizi, quando Barbara ha iniziato a fare qualcosa in teatro con me, la prima volta ha fatto cosa si chiama Inista. E siccome dovevo fare un post, non capivo come scrivere il tuo cognome. Non ti nascondo che ancora oggi, per non sbagliare, faccio copia e incolla, perché sai Ogni come... tanto lo faccio in Oh, no, è giusto.
Hai visto? Che sincero. È capitato che nel camerino ogni tanto io dovevo correggere, aggiungere una letterina. Ah, a me? No, al mio cognome, al tuo perché... cognome. Allora, Barbara, il tuo cognome da dove proviene? Perché hai questo cognome? Cioè, è un nome d'arte? Perché dice, vabbè, qualcuno ha pensato, magari non verrà tanto brava, ma e allora se non è tanto brava vogliamo colpire col nome? Vabbè, io non posso essere buono per quello che mi hai scritto, non posso, è normale. I tuoi genitori amavano Charles Bukowski, che ora poi dovremmo spiegare chi è, ma comunque insomma ce la facciamo, ma non potevano metterti questo cognome, altrimenti non avresti fatto l'attrice ma la scrittrice, quindi sarebbe stato di buon auspicio per qualche altra cosa. Vedi che domande si è inventato, vedi che non vuole ce la fa, no? Oppure perché in realtà, diciamo, sei una spia russa, sei entrata qua dentro per capire cosa si muove da Antenna Sicilia a Catania e portare questi format in Russia. Allora, mi piacerebbe essere una spia russa, lo questa so. è una cosa che mi alletta, però la verità non è per questo. E perché cos'è? La ragione è che il mio cognome, pensa un po', Edu, ha origini nobiliari. Perché il mio bisnonno era l'ambasciatore dello zar. Hai capito? Di Anastasio. E quindi chiaramente ad oggi la nobiltà non esiste più, però il cognome racconta ha una bellissima storia che è lunga, non posso raccontarla qui, però è molto interessante. Vabbè, ma allora voglio dire, come vedete io non è che sono attorniato, io mi attorno di gente sempre migliore di me, perché per essere, qualcuno diceva che per essere migliori bisogna avere accanto i migliori. E allora, se avete la curiosità di sapere da dove proviene il cognome di Barbara, insomma basta googolare Bukowski, che poi comunque sono la tua famiglia ha residenza poi a Siracusa, nella Sicilia. Sì, ci sono anche delle ramificazioni, insomma, poi che esatto, sono andate nella zona di Siracusa, dove spesso poi tu in estate non va a Etnaland, non vi dico dove la potete trovare, però, perché io lo so, però in posti dove non c'è il kamikaze, quindi studiate evitiamo stalking, non è possibile. Quindi Barbara, la famiglia di Barbara ha una bellissima storia. Giovanni, qualcuno a costura a casa, non la posso dire cosa stanno dicendo? Lo dico? Azzica, oh buona fucchietta. Sono due ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera e si stanno costruendo il loro futuro con le loro belle manine e con le loro capacità, e per questo voi sapete che io sono uno che ama dare il giusto ai colleghi, dare spazio, lo sappiamo. E quindi tutto quello che sarete un giorno, insomma, a me farà molto piacere, io ve lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Allora adesso andiamo a Giovanni, facciamo la domanda a Giovanni, no? Giovanni, so che oltre alla recitazione, ho saputo, l'ho saputo, quando l'ho saputo ho riso, tu hai studiato danza classica, per giù. Come mai non hai approfittato, cioè non hai approfondito le altre discipline, in questo caso la danza, perché non l'hai portata avanti? Perché per diventare un ballerino professionista bisogna avere un fisico asciutto, dove bisogna essere leggeri, non bisogna essere rotondi, bisogna essere disinvolti e bisogna rinunciare alla pasta al forno, alla parmigiana, chi più ne ha più ne metta, quindi A questo. B, perché sei una persona altruista, che sei cattiva, e non volevi far sfigurare gli altri ballerini al tuo cospetto, va bene? Tuo cospetto rotondo. C, perché non ti proponevano ruoli all'altezza del tuo charme, Giovanni, perché quando tu ti presentavi in tutù crollava la scuola. Dopo lo dobbiamo dire. Sì, allora diciamo che non ho superato il provino per la morte del cigno, quindi ci sono rimasto veramente male. No, però in realtà, a parte perché per essere ballerini bisogna avere un fisico e... Ce l'avevi il fisico? Ma lavorava tipo 2 mesi e poi tornavo. Allora io sono veramente bravo a ballare, non mi voglio vantare. Ho fatto latinoamericano, hip hop, mi so muovere. Però mi sapevo muovere, dai. Quando ero più ragazzino c'era anche la scuola, quindi non potevo fare scuola, teatro e scuola di danza. A qualcosa dovevo rinunciare. Il
teatro è una cosa che ho da quando avevo 5 anni, dalla prima recita scolastica, mi è sempre piaciuto esibirmi, stare sul palcoscenico, e quindi ho preferito continuare con la recitazione. Poi per me la mia frase è: sono fortunato di poter essere ogni giorno uno, nessuno e 100.000. Ce l'ho sempre avuto da bambino questa frase. Quindi Io spegnerei le telecamere, le spegnerei. E io poi ti farei una domanda, così poi andiamo subito al gioco, perché vi dovete sfidare. Però Perché c'è io ti consiglio poi anche in privata sede o pubblica di farti fare da lui una dimostrazione del suo jive. Ah sì? E ti fai 2 risate. Va bene, allora lo faremo, va bene, va Ok. bene. Vedi che lo faremo. Allora, non vi chiedo perché fate il teatro, non ve lo voglio chiedere perché avete scelto questo mestiere, perché è talmente soggettiva la cosa, talmente intima, che sarebbe come chiedervi un'altra cosa troppo intima, no? Tipo come mai tu quando vai in bagno vuoi stare da solo? Certo. Sono delle cose, sono delle dinamiche nostre, prettamente nostre, troppo intime, perché insomma talvolta svelare il motivo per cui si fa una cosa potrebbe anche essere un motivo di un non stimolo, quindi Ok. tenerselo per sé certe volte per me è più stimolante che dirlo, quindi conservatevelo. Allora adesso dobbiamo capire se avete detto la bugia e dovete scegliervi l'arma, Allora, perché l'arma va scelta. Allora, io ti dico quello che avevo pensato. Siccome io ho subito veramente tanto da queste armi, ma da una in particolare, Che è questa? mi piacerebbe fare il tiro con l'arco con Edoardo col bicchierino in testa. Va bene, io ci sto, lo Se per te faccio, va bene, lo faccio col bicchiere, con la pala, io metto il bicchiere qua ci sta, Il bicchiere, ci sta, il va bicchiere. bene, sì, Ha va bene. deciso lui, io non sono, Va bene, allora non sono colpevole. Va bene, Ci prepariamo. mi posso tenere gli occhiali, metto gli occhiali da sole, tu cosa mettevi? io mettevo gli occhiali quelli che non ci sono, non ce ovviamente li abbiamo, oggi forse. lo devo fare io, è chiaro che questi occhiali non ci sono. Va bene, io accetto la sfida del tiro con l'arco e adesso godiamoci questo Vox Populi e godiamoci quest'altra bella novità. Ci troviamo adesso con Eleonora Musumeci. La prendiamo così alla sprovvista perché a noi piace così, senza avvisare prima. 2 parole, Edoardo Saitta. Di qualcosa, hai 5 secondi per pensare. Edoardo chi? Saitta. No, non ti viene in mente nessuno? No. Mi sfugge. È così, a volte capita. Eccoci qua nel camerino, incursione nel camerino di Francesca Gade, bravissima attrice. Non sai cosa ti stiamo per chiedere. Oddio, che cosa? Vogliamo un parere su Edoardo Saitta. Edoardo? Che in questo spettacolo interpreta mio fratello e quindi io sono la sorella che cerca di rubare, diciamo, tutta parte dell'eredità. Lo raggiro, insomma. E certo è difficile prenderlo in giro perché è anche fratello nella vita, però ci riesco egregiamente. Ecco. Poi Buoni, diciamo si buoni. prende in giro da sole, Sì, Edoardo, esatto. lo possiamo dire. Sì, lo Si prende possiamo in giro dire, da lo sole. possiamo dire. E poi è veramente un collega eccezionale. Non riesco ad essere cattiva, già lo sono tantissimo in scena. Ecco, Edoardo, niente, non stiamo riuscendo a raccogliere opinioni negative. Niente. Eccoci qui con un altro collega di Edoardo, voi lo conoscete. Volevamo chiederti cosa pensi di Edoardo Saitta? Cosa penso? Nei miei confronti è mio figlio, giusto? Ecco, sia chiaro. Però è una cosa fatosa, insomma, perché non si ci può combattere nel senso teatrale. Ecco. Cerchiamo di essere precisi, perché come figlio nella vita è la mia gioia. Pensavo che anche come figlio non ci possiamo lamentare. Come figlio. Il mio convinto che è un attore. Invece non è come dicevo. Edoardo, non sei un attore, non sei un mi dispiace, ecco l'ho trovato. E Spatti dice che è bravo. Spatti, chi meglio di lui può dire? Insomma, non si vuole convincere che ogni volta che io dico una cosa, lui mi deve contrastare. Non è come dici tu, è di questa maniera, io la sapevo.
E invece lui non si rende conto che ha bisogno ancora di me, ma di me per davvero. Come è fare? Niente, Edoardo, dopo questa, cioè, te lo dice tuo padre, basta, arrendete. Smetti di fare l'attore, vai a studiare, basta. Ci conviene che cancia mestiere. Ecco, cancia È mestiere. chiaro, 46 anni che fa l'attore, ormai si può dire magari pensione, Basta, hai finito. a posto e non ci sono problemi, va bene? Grazie, sei stato veramente gentile. Un bacione. Eccoci ritornati, parlo io perché lui adesso non può parlare, è messo lì, in silenzio, aspetta noi e noi iniziamo questo tiro con l'arco. Inizia tu, prima la donna. No, vai, voglio Inizio vedere io, va così. bene. Sono 3 così copi, vero? Perché io sono bravo. Da notare che sono senza protezione. Senza protezione lui, quindi stai attento Giovanni a dove lo colpisci. Non siamo responsabili per danni a fatti, cose o persone. Allora, la prima non è andata. Questo perché era bravo, eh? Chiudere gli occhi aiuta, sapete? Sì. Che ti consiglio di farlo. Però è Quando non ti arriva la divertente, vederti freccia. da questa prospettiva devo dire che ha il suo perché. Troppo alta. Se pareva più facile, invece. Hai visto? Anche perché solitamente vince sempre Edoardo. Più alta. Ai giochi. Ecco, Va bene, però la mia vendetta l'ho avuta, dai, aspetta prendo le frecce. Mi ha colpito, che lui mi voleva colpire in faccia, capito? Mi voleva colpire, vabbè comunque, io la darei vinta a Barbara. La darei vinta già. anche a Barbara. Già, Secondo solo me- perché ha perso il costume a Etna Land. Ecco, e sono sopravvissuta. Sono anche un po' Di senza come sta voce maniando oggi. da- No, dai, però, aiuto. aspetta, si vede che l'ha posizionata lui. Infatti, di come sta maniando da freccia. Beh, Barbara gli diamo 2 tiri soltanto? Ti stupirò. Sì, dai. Ti stupirò. Oh cavolo, lo stavo prendendo. Te l'ho detto che vi avrei stupito. Voi mi sottovalutate, ragazzi. Però. Dai, devo dire che rispetto a Giovanni ci sto andando più. Meglio. Ai! Niente, non siamo cosa, va bene. Non siete cosa, va bene, Abbiamo allora provato. facciamo una cosa. Adesso me la prendo io questa responsabilità. Vai dall'altro lato, mettiamo Barbara in mezzo. Mettiamo Barbara in mezzo perché io voglio sapere se c'è stata da parte di qualcuno la bugia. C'è stata? No, sono stata sincera. Tu sei stato sincero? Io sono stato sincero, anche se forse tornando indietro continuerei a mangiare. Ma sì, ma alla fine basta che ti vesti di nero, ma che Però- cosa ci fa che sfiliamo vestiti di scuro? Allora, per oggi sotto Aki Talk insomma, arriva anche stasera alla fine con una puntata insolita, no? Se Diversa vogliamo, dal solito, una puntata sì. diversa, ogni tot puntate li sblocchiamo e vediamo che cosa viene fuori. Sicuramente viene fuori sempre qualcosa di bello. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su Antenna Sicilia, mi raccomando seguiteci, non smettete mai. Ciao. Seguiteci. Manco la bugia non ci credo. Mamma mia, no, sì. No, seriamente. Che sì, poi sì. voi lo sapete che ora ci sono le telecamere accese, Certo, il finale. spariamo, Quindi non me lo direte mai. Quindi non me lo direte mai. No, ma seriamente. Non lo ammetti, Siamo- non lo ammetti che ci anche tu a Etna Land e No, te perché- volevi morire. Perché? Lui mi minaccia, però No, ogni tanto gli faccio le battute, mi metto in topless. Non ti arrisicare! Perché? Vedi, sei bigotto. Ma non è No, io non voglio che mia moglie si metta in topless. Nel senso è bigotto perché non è mia moglie. Certo. No, però vedi, c'è questa cosa che perché? Perché la nostra mentalità È è un quella. pochino chiusi su È cose quella. che è banale alla fine. Cioè alla fine noi non siamo in topless. Sì, Sì. ci pensi, sì. Noi siamo in topless. Sì. Una minna è una min. Bella questa cosa. Beh, che una minna è una minna è Così bella. vediamo che una minna è una minna. Non ci avevo pensato.